Un uomo è morto a Reggio Calabria dopo che la sua auto è stata travolta da una frana. Il fatto è accaduto stamani in località Villa San Giuseppe, dove sta piovendo intensamente dalla notte scorsa. Frane e allagamenti sono segnalati in città e in varie zone della provincia. Isolata per una frana sempre a Reggio la frazione San Batello. Disagi vengono segnalati anche nella zona di Vibo Valentia, dove i vigili del fuoco hanno soccorso 15 persone bloccate a causa degli allagamenti. Allertata anche la Protezione Civile regionale. I carabinieri della compagnia di Rende, supportati dalle unità cinofile antidroga del GOC di Vibo Valentia, hanno notificato 8 misure restrittive della libertà personale ed effettuato numerose perquisizioni domiciliari. Si tratta di 7 arresti e di un divieto di dimora. I provvedimenti hanno riguardato persone di Lattarico, Pedace e Montaltofugo, tutti incensurati, per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti tipo hashish e in alcuni casi cocaina. 2 opere importanti per lo sviluppo infrastrutturale della Calabria e dell'intero Mezzogiorno, lo ha detto il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, inaugurando ieri a Montegiordano la variante della strada statale 106 Ionica e da Spadola 2 tratti della trasversale delle Serre. Si tratta di opere, ha detto il presidente dell'ANAS Pietro Ciucci, che assumono una significativa importanza. L'impegno dell'ANAS per la Calabria si fa sempre più forte per far superare alla regione l'attuale gap infrastrutturale. Dal 20 aprile ogni mercoledì e sabato si potrà volare tra Crotone e Verona con la compagnia Meridiana, a comunicarlo il presidente dello scalo crotonese Roberto Salerno, la direttrice Marcella Maggiori e la vicepresidente della giunta regionale Antonella Stasi. I voli avranno delle tariffe low cost a partire da €1 e con possibilità di andata e ritorno tra i 2 scali in un solo giorno. La tratta per Verona è considerata importante perché potrà servire aree come Parma, Modena e Reggio Emilia, con una forte presenza di crotonesi. In una sala gremita il presidente della provincia di Crotone, Stanislao Zurlo, ha presentato la nuova giunta provinciale a 13 giorni esatti dall'azzeramento verificatosi lo scorso 15 febbraio in seguito agli eventi dell'operazione Idra. All'inizio Zurlo si è rivolto agli ex componenti della giunta, ringraziandoli per il lavoro svolto e non escludendo un loro rientro nell'esecutivo tra qualche tempo. Quella presentata, ha precisato Zurlo, è una giunta tecnica senza connotazioni politiche ed in quanto tale destinata ad essere temporanea. Un telegiornale regionale per i non udenti promosso dal Consiglio regionale dell'Ente Nazionale Sordi e dalla Regione Calabria. Il progetto è stato illustrato ieri dall'assessore calabrese alle politiche sociali Francesco Antonio Stillitani e dal presidente dell'ENS Antonio Miriello nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Catanzaro. Un'iniziativa programmata per 9 mesi a partire da oggi con la programmazione di 190 edizioni con 9 rubriche che cureranno anche gli aspetti interni all'ENS. L'assessore regionale all'agricoltura Michele Trematerra ha presentato ieri a Catanzaro nel corso di una conferenza stampa Frutta nelle scuole, programma coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. L'iniziativa è promossa dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Dipartimento Agricoltura della Regione. L'obiettivo primario è quello di stimolare la curiosità dei bambini e accompagnarli in un processo consapevole relativo ai vantaggi collegati a una sana alimentazione. Oltre 50.000 studenti delle scuole elementari parteciperanno al progetto. Una delegazione di giornalisti giapponesi della rivista Italiazuki Amo l'Italia sta visitando la Calabria per la realizzazione di una monografia interamente dedicata alle risorse enogastronomiche, culturali e alle bellezze paesaggistiche del territorio locale. La delegazione ha fatto visita a Santa Maria del Cedro nel Cosentino, che sarà promosso grazie al suo frutto locale, il cedro, e tutto ciò che si ricava da esso, dalla bibita ai profumi e agli oli.